Ciao e benvenuto al nuovo video degustazione. Piatto di oggi molto leggero e estivo. Grigliatona di pesce a base di code di gambero, spiedini di pesce accompagnati da iceberg croccante e fresca. Fantastica, adoro davvero la grigliata di pesce. E l'abbinamento ideale secondo me è proprio questo. Il nome di fantasia è Bea, è un catarratto delle terre siciliane IGT dell'azienda agricola Maenza Francesco, sita in Camporeale, in provincia di Palermo. Il vino in questione è del 2019 e non vedo l'ora di andare ad aprirlo. E mentre lo versiamo ti voglio dire che il tasso alcolico è 13. Il colore è uno splendido giallo paglierino con qualche riflesso verdolino, ma ci sta comunque, del 2019. La struttura direi che è molto interessante. Portiamo la naso. Ha sicuramente delle note principalmente floreali e minerali, poi arriva anche qualcosa di fruttato, è molto interessante, è caratteristico. Ti dico sicuramente della mela, sicuramente della pera, anche qualcosa di un pochino tropicale, sembra quasi papaya. Mentre nei fiori sicuramente riconosco il gelsomino, ma la parte minerale è davvero molto presente, ma ci sta perché comunque sia il catarratto è un vitigno che tira fuori questo tipo di sentori. Proviamo in bocca. Che dire, allora in bocca sicuramente ritorna molto la sapidità, la freschezza di questo prodotto, lo trovo davvero interessante, fresco, di pronta beva, avvolgente, molto interessante, e la parte sapida davvero è molto presente, continua a salivare la bocca, quindi non è corto, il vino continua a essere persistente, a esserci, a essere presente, e secondo me l'abbinamento è ideale, in quanto cosa succede? Quando si griglia il pesce c'è una componente chimica che si chiama la reazione di Maillard, praticamente va a caramellare quello che sono gli zuccheri, sì, che ci sono comunque all'interno sia della carne sia del pesce, in questo caso appunto del pesce, dei crostacei, quindi va a fare questa patina intorno, questa crosticina che dà comunque sicuramente spessore, carattere, importanza, predominanza, aromaticità al piatto, e il vino si sposa assolutamente appieno, e io lo trovo bene anche con svariati piatti a base di pesce, come potrebbero essere primi, una pepata di cozze. Io ce lo trovo davvero molto bene, ma oggi me lo concedo con la grigliata. Ci vediamo al prossimo video e ricordati di bere senza perdere la dignità.